Allora, ricominciamo i nostri lavori con la sessione pomeridiana che, come dicevamo, è più incentrata sulla sperimentazione, sulle metodologie e quindi con l'Università di Milano che ha fatto, no, diciamo, delle cose particolari anche che sono anche abbastanza conosciute. Quindi facciamo focus sul sequestro del carbonio con un approccio modellistico. Ci abbiamo a due voci, c'è in remoto c'è il professor Marco Putis e qui in presenza c'è la professoressa Alessia Ferro. Grazie, quindi possiamo iniziare. Sì, Marco, ci sei? Ci sono e posso parlare. Vai. Allora, saluti a tutte e a tutti, grazie per avermi invitato a parlare in questa bellissima e interessantissima occasione. Molte delle cose che io avevo nelle mie slide sono già state dette precedentemente e quindi sarò più breve del previsto. Ehm, Volevo solo fare una premessa di fronte a tutto, non voglio apparire critico sulle cose che dirò, sono assolutamente entusiasticamente orientato verso un'agricoltura a alto livello di sostenibilità nella quale la produzione di crediti di carbonio può avere un ruolo di una certa importanza. Quindi ho tutto benché un atteggiamento critico verso il sostenibile, ci mancherebbe ancora, però evidenzierò qualche piccola problematica, qualche difficoltà ulteriore. Non perché con questo voglio fare ostruzionismo, ma voglio costruire meglio, semplicemente. Eh, Sarò rapido su diverse diapositive perché le cose sono già state dette. Il suolo come principale magazzino di carbonio. La vegetazione è molto importante, ma il suolo è ancora più importante, già stato detto precedentemente. Direi che sul mercato del carbonio non debbo dire assolutamente nulla. Ribadisco il solito discorso, il progetto reale deve essere esaminato, dimostrare che abbia ottenuto la compensazione e poi sia permanente e duri nel tempo. Questi sono punti che dobbiamo tenere assolutamente presente, ma non c'è nulla di nuovo rispetto a stamattina. Lascerei stare il sistema di scambio delle emissioni ETS. Farei solo notare una cosa che è stata notata anche qua, l'emissione di protossido d'azoto, che è veramente, qui è indicata come settore industriale che va compensata, ma a livello agricolo è una quantità non facile da determinare e che ha, pensate che l'IPCC dice è l'1% dei fertilizzanti, dell'ammontare di azoto dei fertilizzanti, l'emissione di protossido. Poi qualche riga più avanti vi dice guardate che è dallo 0,3 al 3% dell'emissione. Questo è il range di variazione. Quindi dire 0,3 o dire 3 vuol dire 10 volte tanto e il protossido d'azoto è 300 volte grossolanamente più efficace, purtroppo per noi, come gas serra della CO2. Quindi abbiamo questa problematica che è una problematica alquanto importante. Lasciamo stare le quotazioni di mercato. Qui facevo vedere molto rapidamente uno standard di certificazione riconosciuto a livello internazionale che è Verra per il carbonio in agricoltura. Verra propone delle specifiche molto severe, propone delle specifiche che comprendono la misura e la rimisurazione, pretende giustamente, non è una pretesa, esige modelli che abbiano chiaramente quantificato l'errore delle stime che possono fare, come è già stato detto stamattina. Siamo assolutamente sullo stesso tipo di linea, ogni certificatore ha le sue specifiche, ma il concetto di base di predire un risultato futuro per distribuire il risultato stesso e quantificarlo correttamente con la relativa incertezza è una base di tutti i principi di certificazione che abbiamo. Qui a questa slide ci tengo molto invece a rimarcarla un attimo di più.
I carbon credit ci interessano perché sono una via per migliorare l'efficienza aziendale. Costituiscono, lo riprenderò più avanti, costituisce un forte stimolo, anche se il beneficio economico del carbon credit non è che proprio sia enormemente ricco, come abbiamo visto stamattina, è tutt'altro che disprezzabile, ma da solo non ci giustifica una variazione aziendale. È uno stimolo in più verso un'azienda più efficiente, più sostenibile, che faccia aumentare la redditività, ma non perché abbiamo preso il credito di carbonio a ettaro o i due crediti di carbonio a ettaro o qualcosa del genere che ci cambi la vita. Ci cambia la vita questa idea perché allo stoccaggio di carbonio del suolo corrisponde un'efficienza aziendale più alta. L'efficienza aziendale più alta vuol dire uno dei principali parametri della sostenibilità, che è quella economica, e poi un potenziale di offrire anche un'ampia collezione di servizi ecosistemici, come peraltro era indicato con diverse combinazioni che non si riflettevano uno a uno sul carbonio, che proponeva la certificazione CSQA. Non lo dico a voi, quasi tutte le produzioni, i servizi agroecosistemici sono legati al suolo e guardate, sono affermazioni che non sto a ripetere in un pubblico così qualificato come quello presente, perché sono evidentemente note a tutti. Ehm, Ancora una specifica, l'agricoltura si è sempre più spostata dal produrre un solo servizio agroecosistemico, che è il cibo, a produrne tanti altri, dalla qualità dell'aria a fabbisogni anche di tipo immateriale, che si va in campagna, si va nell'agriturismo perché si sta bene mentalmente e così via. Quindi il prodotto agricolo è sempre più diversificato e i crediti di carbonio ci aiutano a fare queste cose. Questa slide non fa altro che dire quanto è già stato detto stamattina, che il carbonio deve rimanere il più possibile sul suolo che noi abbiamo. La fotosintesi ci ha tolto CO2 dall'atmosfera e siamo molto contenti di ciò. E noi non la dobbiamo restituire, per esempio, portando via paglie, portando via stocchi, ma cercando di restituire nel serbatoio che è il suolo. Anche se poi il serbatoio suolo a sua volta ha delle aperte virgolette perdite, ma è il posto dove vogliamo stare col carbonio che cresce. Non parlerei dei servizi ecosistemici e dell'aspetto legale, l'agricoltore come tutelatore del territorio, per questo sfondone verde che ci ho messo, perché è più noto a voi che a me. Quello che invece vorrei ribadire è che aumentare la sostanza organica del suolo è vincente a 360 gradi per la sostenibilità e di nuovo insistendo, inclusa quella economica. Se non ci si guadagna qualcosa a fare un'attività di impresa agricola, prima o poi si chiudono le porte purtroppo. Quindi la sostenibilità economica è un presupposto fondamentale per le altre sostenibilità. La sostanza organica migliora le caratteristiche chimiche dei suoli, fonte di elementi nutritivi mineralizzandosi, aumenta la capacità di scambio cationico. Tra l'altro, eventualmente il biochar potrebbe offrire anche qualche possibilità addirittura sullo scambio anionico trattenendo i nitrati, tutto da vedersi, ma qualcosa c'è effettivamente misurata. Quindi sulla chimica è veramente importante. Qual è la qualità della sostanza organica? È in evoluzione. Se partiamo da materiali di partenza già molto stabilizzati, come è stato detto, continuiamo ad avere conversione in sostanza organica stabile, elevata e quindi buoni risultati. Possiamo avere altri apporti organici che non hanno lo stesso tipo di valore.
Infatti, beh, l'agronomia classica parlava di coefficienti isoumici, che bene o male hanno ancora il loro senso, che sono abbastanza differenziati in funzione dei diversi tipi di prodotto che possono essere utilizzati. Aumenta il potere del tampone, trasferimento, inattiva le sostanze che possono darci fastidio, per esempio gli ioni di alluminio e manganese. Dall'altro lato, attenzione, aumenta la sostanza organica, funzioneranno meno i fitofarmaci applicati al suolo, perché si inattivano subito. E forse però il solo aspetto negativo, noi avremo sistemi colturali che possono fare a meno di fitofarmaci applicati al suolo. In generale ci sono tutti fatti positivi. Non trascurerei il discorso fisico. La fisica del suolo spesso non è considerata adeguatamente, ma si dicono parole, stabilizziamo la struttura, però cosa vuol dire? Migliorare la capacità di ritenzione dell'acqua. Il serbatoio di acqua, che oggi, come già stato evidenziato precedentemente, diventa uno dei fattori più importanti che noi possiamo avere, bene, con più sostanza organica aumenta, brutalmente aumenta la fill capacity. Ci opponiamo all'erosione, gli aggregati sono più stabili e quindi abbiamo anche un beneficio fisico. Qualche agricoltore se ne è anche accorto, del tipo, ah, ma io da quando i primi paio d'anni che ho messo le paglie me le trovavo attaccate all'aratro, all'ierpice o quant'altro, adesso faccio meno fatica a lavorare. È una cosa che mi sono sentito dire da agricoltori, dopo una fase di inizio un po' critica, migliorare le caratteristiche fisiche. Caratteristiche biologiche, il mondo nuovo dei biostimolanti, ma il mondo nuovo della microbiologia del suolo che migliora le performance produttive delle nostre culture. Ci sono risvolti sulle produzioni assolutamente evidenti. E quindi abbiamo biodiversità, è già stato detto, io ridico tutto quello che è già stato detto prima oggi, scusatemi, è di nuovo un parametro veramente importante. Ecco, adesso vengo alla parte dove qualcuno mi guarderà un po' male, spero di no, però bisogna tirarli fuori i problemi. Non sono gravi, sono affrontabili, sono da risolvere, ma ripeto, non voglio sminuire minimamente segnalando quello che sto per segnalarvi ehm, verso l'agricoltura sostenibile, verso i crediti di carbonio che migliorano la sostenibilità. Allora, siamo sotto MRV, monitoraggio, reporting e verifica. L'idea è i pagamenti basati sui risultati. I pagamenti basati ai risultati ce ne sono alcuni, ma non sono la cosa più comune del mondo. Perché? Perché moltissime assegnazioni di fondi sono fatte sulla base, fai questo, fai un solco ogni 80 metri nei terreni declivi per ridurre l'erosione. Ok, l'hai fatto. Quanto ha ridotto l'erosione? Non importa, tu hai fatto il solco, lui funziona. Invece, sul carbonio, l'idea sarebbe che dobbiamo lavorare, scusate, basandoci sui risultati effettivamente conseguiti. L'idea è che ci siano diversi vantaggi su questo. Flessibilità per l'agricoltore, incoraggiamento all'innovazione e all'imprenditorialità. Ovviamente gli schemi proposti già aiuteranno tantissimo, ma uno schema e l'attuazione, beh, lo schema è la fonte di ispirazione, l'attuazione nella tua azienda è un discorso dove ci devi mettere la tua testa. Legame chiaro tra il pagamento e l'impatto, quindi avrebbe più attrattiva anche verso chi vuole comprare questi crediti di carbonio. Diventa un obiettivo e un po' meno un effetto collaterale. Poi sono interessanti in aree con produttività subottimale e hanno anche, se volete, un ruolo educativo, però ci sono anche degli svantaggi.
Potenziali rischi finanziari e incertezza. Come andrà? Non lo so. Se ho fatto il solco anti-erosione, l'ho fatto e prenderò i soldi. Se ho fatto una pratica per il carbonio, beh, se devo monitorarla alla fine, se mi sono fatto qualche numero nella gestione, lo pago, in senso di mancato credito, per esempio. Dopodiché, la qualità del monitoraggio, ne è stato parlato prima, a costi, a grado di affidabilità molto variabile secondo le tecniche. Bisogna garantire l'addizionalità e la permanenza nel tempo degli effetti, altra cosa già detta e non banale. Quanto tempo deve passare per verificare le misurazioni? Se siamo a misurare il carbonio nel suolo, parliamo di 5 anni, se no l'incremento è troppo piccolo per essere evidente con una tecnica basata sul campionamento diretto del suolo. Ne parlerò ancora. Impegno consultivo. Chi supporta gli agricoltori, ma qui siamo nel luogo dove ciò avviene alla grande, supporta gli agricoltori nella conversione, nell'adattamento, nelle scelte. È nuovo la cosa di basarci veramente sui risultati. Ok, ho usato la parola rigenerativa che non è anch'io amo particolarmente questa parola, ma va bene. E ho elencato qua altre cose che sono già state ampiamente dette questa mattina. Io sto più focalizzato, sono stato in questo elenco, proprio sugli effetti sul carbonio nel suolo. Per esempio, cose che possono incrementare in qualche modo la resa. Sono utili. Incrementare la resa è utile ovviamente perché abbiamo più resa, ma secondariamente abbiamo prodotto più biomassa, quindi abbiamo un input maggiore di carbonio al suolo. Ecco, questo è un elenchino, ma sono le stesse cose che si sono già dette, anzi meno di quelle già di cui dette con maggior dettaglio questa mattina. Sostituire i minerali con gli organici, semina su sodo, minime lavorazione, le culture di copertura, associazioni e rotazioni culturali diversificate. Confermo anch'io una grande serie di risultati sperimentali circostanziati caso per caso, perché la storia che su certi limosi fare no-till è difficile o quasi impossibile non è una storia, è verità. Però normalmente con molti meno input riusciamo a ottenere rese inalterate, migliorate, più biodiversità e impatto ambientale e alla fine vantaggi economici per l'agricoltore. Anche qua nominavo le stesse cose, mi permetto di introdurre anch'io la parola biologico perché è assolutamente fortemente importante. Andrei a concentrarmi un po' di più sulla parte di monitoraggio dei risultati. Dobbiamo calcolare gli stock di carbonio. Quanto carbonio c'è in un ettaro? Quante tonnellate di carbonio abbiamo in un ettaro? 50, 60, 40, 80? In quanti centimetri di terreno? 50 tonnellate in 30 centimetri? Dobbiamo andare a una certa profondità? Sono tutte cose di cui dobbiamo occuparci. Andiamo in giro e ci siamo fatti un accuratissimo piano di campionamento del nostro suolo. Abbiamo portato a casa una serie di campioni, ci siamo fatti tante analisi, campioni composti, tutto quello che volete, ci manca la densità apparente, perché il suolo non è acqua, quindi un metro cubo di suolo secco pesa, che ne so, 1,3 tonnellate, dico un valore sensato, perché se un suolo organico pesa 0,8, se un suolo compattato arriva a 1,7, 1,8. Se non abbiamo questo valore, ci manca qualcosa per quantificare lo stock di carbonio. La densità apparente, massa volumica apparente, quanto pesa un metro cubo di suolo, purtroppo per noi non è un valore stabile. Quando noi miglioriamo, scusate, la sostanza organica di un suolo, il volume del suolo aumenta, si alza il piano di campagna.
Quindi ecco che viene fuori il problema della equivalent soil mass, per esempio, misurarlo prima e dopo. Se il terreno si è alzato, noi ci riferiamo allo 0,30, sì, ma adesso sono 32 centimetri, non più 30 quello strato. Quindi dovremmo campionare su 32 centimetri. Dobbiamo riverificare la nuova densità apparente. Quindi è una problematica molto evidente. Attenzione, a mia conoscenza non c'è drone e non c'è satellite che riescano a misurare la densità apparente di un suolo. Quindi abbiamo una problematica alquanto rilevante. Guardate, questo è solo un esempio di un modello che simula situazioni diverse, ma guardate qual è l'incertezza della determinazione della sostanza organica in diversi casi. Quindi la qualità del monitoraggio è una sfida che noi abbiamo completamente. Certo che siamo riusciti a vedere che con dei modelli i risultati possono essere molto diversi e secondo le tecnologie che utilizziamo. Ehm, Però attenzione all'importanza delle misurazioni. Remote sensing da satellite, secondo la mia modesta opinione, è condivisa da altri, ma è un'opinione, non è un'analisi scientifica sufficiente per dirlo. La scala di campo, l'incertezza è ancora troppo alta da satellite e anche a scala di parte all'interno del campo, come in Precision Agriculture. Noi differenziamo bene dal satellite, qui ci vuole un po' di più, qui ci vuole un po' di meno, la vegetazione qua è più sviluppata, qui è un po' meno. Lo vediamo bene questo e ci guida tantissimo nell'agricoltura di precisione, però non ci dice quanto carbonio c'è nel suolo. Attenzione, sono cose molto diverse. Spesso sono stime molto indirette, assenza e presenza della vegetazione, momenti in cui il suolo è visibile. Arriviamo a scala di campo coi droni, calibrazione, dati misurati, siamo con un errore di quest'ordine di grandezza delle percentuali. Ma signori, se siamo contro il famoso 4 per 1000, l'iniziativa internazionale, o il 5 per 1000, lo 0,5% di incremento annuo, guardate che siamo con un errore dello stesso ordine di grandezza della precisione della misura. Quindi è una sfida, anche questa. Abbiamo fatto enormi progressi. Ci arriviamo probabilmente. Attenzione però, perché noi non dobbiamo vedere un trend dove qui ci siamo già da tempo tra il trend di sostanza organica e quello che è stato fatto misurandolo nel suolo. Dobbiamo andare a stimare degli incrementi a scale temporali relativamente piccoli che oggi come oggi sono dello stesso ordine di grandezza scusate, sono andato avanti troppo, dello stesso ordine, cosa sta succedendo? Scusatemi, no, voglio tornare dove ero. Ecco, dello stesso ordine dell'errore degli strumenti di misura, quindi è ancora challenging. Sistemi di lettura rapida a terra, campionamento e analisi real time, col NIR. Questo è un salto in avanti, dobbiamo calibrarlo, potrebbe essere veramente un successo che noi abbiamo, ma andare a misurare a terra è comunque una seccatura, comunque una rogna. Poi abbiamo il monitoraggio dell'N2O. Vi avevo già anticipato il discorso dello 0,3 al 3% ed è un coefficiente. I certificatori spesso accettano delle stime basate sull'IPCC, ma in realtà è perché una volta non ci si riusciva a misurarlo l'N2O. Adesso cominciamo a misurarlo molto di più. Una parola qui è nominato gli inibitori perché possono essere una soluzione molto interessante per ridurre gli inibitori della nitrificazione, non mi pare che fossero stati nominati, e potrebbero essere una soluzione molto interessante. Arrivo quindi, 20 minuti direi che è una buona performance, non ho stressato nessuno, a una serie di conclusioni.
Beh, lavorazioni ridotte, introduzione delle cover crop, residui o culture sempre presenti al suolo. Valorizzazione della concimazione organica, in particolare di gestati, sì, ma tal quali o solidi. Il liquido, dal punto di vista della frazione organica, non è che ne abbia tantissimo, tuttavia lo possiamo vedere come una buona alternativa al concime ammoniacale, perché quando siamo al 70% di ammoniaca, di azoto ammoniacale, beh, diventa particolarmente interessante. Conservativo, ridotti gap produttivi e rilevanti risparmi, però bisogna farlo dietro conoscenze e formazione per avere successo. È meno, cioè, sembra una cosa banale, ma è banale. Ma non è banale, scusatemi. Se noi abbiamo i campi da Sud America lunghi 50 km, la Capezzagna chi se ne frega. Da noi la gestione di una Capezzagna in no-till è complicata, giusto per dire qualcosa di semplice. A me personalmente piace molto anche il biologico, per il suo discorso di qualità globale. Però c'è un gap produttivo in area a alta produttività, il che vuol dire che il potenziale di stoccaggio di carbonio potrebbe non essere lo stesso di un sistema convenzionale ben gestito. Se ci sono aree a basso gap, allora è una scelta ideale, molto veramente interessante. Attenzione però, non il bio, scusate la mia micro polemica, facciamo come faceva mio nonno. Mio nonno faceva schifo come produttore, anche se non usava cose di chimiche. Deve essere bio estremamente scientifico, non un bio modaiolo. Credere e verificare i modelli a distanza di 5 anni. Concludo con questa scritta: abbiamo una grande possibilità per migliorare redditività, sostenibilità, ambiente e agire nella mitigazione del climate change. E la società civile, oltre a cibo di alta qualità, il che è assolutamente ovvio, ci chiede anche questo come agricoltori. Va bene, io avrei finito e vi ringrazio dell'attenzione.